È stata prelevata e pronta per essere restaurata una delle opere più visitate al Duomo di Treviso. Parliamo dell'Annunciazione, capolavoro dipinto da Tiziano Vecellio, pronta per essere riportata al suo antico splendore. È la festa per eccellenza della speranza, così ce la spiega il vescovo di Treviso, Monsignor Tomasi. Con quel sì Maria ha cambiato la storia dell'umanità ed è un motivo molto bello poter riflettere anche con queste opere d'arte meravigliose sullo stupore che dobbiamo avere perché non siamo mai lasciati soli. Verrà sottoposta ad un restauro conservativo per conservare il colore offuscato e sollevato in più punti. L'opera al momento è stata smontata dal suo altare e oggi coricata, è stata messa in sicurezza con una velinatura e questa sarà l'occasione anche per rigenerarla dal punto di vista strutturale. Quindi diciamo che si tratta di un restauro che avrà sicuramente un risultato estetico ma che definirei quasi architettonico. Il progetto sarà finanziato per 70.000 euro da Save Venice, un'organizzazione che ha già restaurato 5 dipinti del Tiziano a Venezia, ultimo in ordine di tempo l'Assunta del Tiziano nella Chiesa dei Frari. Ora invece prenderà in mano quest'opera databile intorno al 1520. I lavori dureranno circa 4 mesi, poi l'opera, il prossimo anno, partirà alla volta di Belluno. Farà un viaggetto bellunese, possiamo dire, perché verrà portata alla mostra di Tiziano e i suoi che si svolgerà tra dicembre e aprile del prossimo anno a Belluno.